C'è l'impiegato di Castelfranco che ha messo in vendita online il suo PC ed è stato raggirato per 2.100 euro da un pregiudicato della provincia di Cagliari. La pensionata, sempre di Castelfranco, che ingannata da un falso impiegato di banca ha versato sul conto del truffatore napoletano 2.500 euro. Infine c'è poi l'operaio di Strana che è stato truffato per 950 euro da un pregiudicato romano dopo aver messo in vendita sul web un telefono cellulare. Sono solo gli ultimi casi di truffa online messi a segno nella Castellana e scoperti dai carabinieri della locale compagnia, che hanno denunciato alla procura di Treviso i 3 imbroglioni. Un fenomeno in continua crescita, di qui l'appello dei carabinieri. Prestare la massima attenzione a quelli che possono essere contatti tesi agli acquisti online, di cercare di verificare l'attendibilità dei siti che si vanno a consultare e comunque in ogni caso quello di rivolgersi immediatamente ai carabinieri dislocati nelle varie stazioni del territorio della Marca Trevigiana in caso di dubbi o bisogno di informazioni.